Il borseggio venuto nei giorni scorsi a danno del ministro alla cultura brasiliano Margareth Menezes mentre viaggiava su un vaporetto ha scatenato la reazione del presidente di Confturismo Veneto. Pare che sia una modifica apportata con la legge Cartabia per cui il cittadino italiano deve sporgere denuncia perché si possa perseguire lo spacciatore, mentre il cittadino straniero, se è straniero residente stabile in Italia, può farlo. Il cittadino di passaggio, lega turista, non può farlo. Allora, questo significa comunicare ai malviventi nostrani, quelli abusivi sul territorio dello Stato e a tutti quelli del Mediterraneo: venite in Italia perché in Italia potete scippare i turisti tranquillamente e non vi succederà nulla. Micheli si è appellato al ministro alla giustizia Carlo Nordio. Confido nella sensibilità del ministro Nordio che, avendo operato tra l'altro a Venezia, risiedendo a Treviso, capisce cosa significa il concetto di ospitalità per il nostro paese. L'ospitalità si basa su due cose, lo prova lei, lo provo io, lo prova chiunque ci stia sentendo quando va all'estero. Dove vado? Vado in un paese dove sono sicuro e ho una buona sanità. Qualora questo messaggio passasse, e a questo punto passa per forza perché è finito sui giornali, lei si immagini a cosa potenzialmente possiamo andare incontro con la stagione estiva. Intanto la ministra Menezes, che era a Venezia per la Biennale di Architettura, è stata ricevuta dal prefetto di Bari, che le ha espresso la propria vicinanza e quella delle istituzioni per il furto subito.